Te lo lascio qua. Produce qua Nuralla o il miele? Produciamo esclusivamente a Nuralla. Quante arni ha? Sul privato. Sono viste pochissime. Pochissime! È una, diciamo, una lavorazione da hobbista, da artigianale. Non sono. Da quanti anni lavora con le api? Allora, ultimamente da quando sono in pensione una decina d'anni, però ci ho fatto dei tentativi, ne ha avuto il mio babbo, da quando ero piccolino, da ragazzino. Poi ci ho tentato altre 3 volte con un'arnia, uno sciame così, che non ero mai riuscito perché nel frattempo sono arrivate tante malattie che noi non conoscevamo e non sapevamo come curarle. Adesso invece, quando sono arrivate le malattie, ci sono anche le cure e le curiamo. Io però non curo le api ammalate, cerco di non farle ammalare, soprattutto sono molto resistenti perché sono api selvatiche queste. Io non ho comprato le regine di altri paesi, di altre regioni eccetera, sono quelle che c'erano sempre nel nostro ambiente. Ed è molto diverso il metodo di allevamento tra lei e suo padre? Sì, c'è un abisso. C'è un abisso, prima si usavano i bunni di sughero, adesso invece sono le arnie razionali che sono state inventate in America verso metà dell'800, ma questi sono arrivati 100 anni dopo. Tengo presente che noi tuttora, che abbiamo fatto un grande passo avanti in questi ultimi decenni, però le ultime novità, le ultime ricerche arriviamo sempre in ritardo, come di solito le regioni, le nazioni più arretrate, in questo senso, perché ci sono delle nazioni che sono all'avanguardia. Noi possiamo fare in questa zona non quantità, possiamo fare solo qualità, perché abbiamo i fiori spontanei, abbiamo, diciamo, una zona incontaminata, che è necessaria, ma le produzioni sono molto basse, ad esclusione dell'eucaliptus, dove abbiamo delle concentrazioni di eucaliptus, anche nella nostra zona c'è qualcosa, riusciamo a fare anche un po' di quantità, ma tra virgolette.